I nostri due oratori ospiti, di espressioni politiche e di rappresentanza molto diversa da noi, di fatto hanno detto due cose che dovremmo riapplaudire tutti assieme. Ha detto il sindaco Piazza: perché non votare il referendum sull'indipendenza? L'ha detto in modo deciso, con la spontaneità che abbiamo colto nel suo intervento, con la profondità e l'onestà di pensiero che gli è stata riconosciuta anche dal mio amico Palasco, che ha fatto un intervento molto efficace e interessante, che ringrazio, come Serraiotto. Qui stiamo discutendo non di indipendenza sì, indipendenza no, è chiaro che per noi è sì. Abbiamo fatto un passo indietro, stiamo discutendo di cose, di diritti, di valori che dovrebbero interessare tutta la penisola italica, dal Veneto alla Sicilia. Spesso il tema dell'autodeterminazione è stato trattato con superficialità, con supponenza, proprio da coloro i quali non avevano fatto la minima lettura di quello che sta dietro a questo istituto dell'autodeterminazione. Parlano senza sapere, e questa è la cosa che avvilisce di più. L'altra battuta che è importante, che noi dobbiamo portare a casa stasera da questo incontro, è quella che ha fatto proprio Federico Linca. Ha detto qualcosa ancora di più di Piazza. Ha detto: 5 Stelle riconoscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Ma poi hai detto una cosa ancora più importante, e secondo me questa va sottolineata con la giusta enfasi, responsabilità e consapevolezza. Ha detto che 5 Stelle accetta l'esito del referendum. È un'affermazione che, se sviluppata, se coltivata, se difesa, difenderà, come noi cercheremo di aiutarlo a fare, in sede parlamentare, con la forza e l'energia di chi difende i diritti fondamentali dell'uomo e dei cittadini. E secondo me c'è molta genuinità nella proposizione politica del progetto di 5 Stelle. Però io credo che sul tema dell'autodeterminazione, pur essendo onesti, sicuramente onesti come dicevo prima, manca ancora quella consapevolezza che viene dalla proposta che voi formulate, senza tener conto, a mio parere, di quella che è la realtà specifica del nostro territorio. Ma partite bene, perché dite: il nostro progetto, tu hai parlato prima di proposta alternativa di 5 Stelle, hai detto che voi vorreste le macro regioni e hai fatto riferimento al Veneto, al Friuli e al Trentino, richiamando l'articolo 132. Io non voglio fare un trattato di diritto in questa sede, ma ti faccio notare che la fusione tra le regioni, di cui all'articolo 132 non prevede la fusione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, quindi forse anche i vostri esperti dovrebbero darvi, perché è una riforma molto impegnativa. Ma la cosa che hai detto interessante è che hai parlato di Stati Uniti d'Italia, che per parlare di Stati Uniti d'Italia bisogna che ci sia un soggetto titolare di sovranità, altrimenti è una finzione. Non hai uno Stato laddove non c'è la titolarità della sovranità, la possibilità di disporre della sovranità. Quindi, per realizzare quelli che tu dici gli Stati Uniti d'Italia, ma io la vedo più ampia, io parlerei degli Stati Uniti d'Europa, o meglio della Unione, bravo chi l'ha detta questa, ma è un tema, dell'Unione organizzata di popoli sovrani all'interno dell'Europa, superando quello che è un meccanismo che è ancora la riedizione risorgimentale del fallimento degli stati territoriali. Il risorgimento è stato per l'Italia e per l'Europa un fallimento. Non c'è nessun europarlamentare, né del vecchio Parlamento, né di quello nuovo, appena dai primi discorsi che ho sentito, interventi, che ami parlare dell'Europa degli Stati. Tutti si riferiscono dell'Europa dei popoli. Gli Stati sono, così come organizzati, una delle ragioni del fallimento e della sofferenza dei nostri popoli. Perché quando si enfatizza la figura, l'istituzione statale, così come l'abbiamo vissuta, vorrei dire così come la stiamo subendo, hai poi il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, certo Del Rio, che dice: non caricheremo più sui cittadini certe scelte, ma le caricheremo sullo Stato. E chi è lo Stato? Vuol dire che lo senti, lo avverti,
lo vai a perpetuare come una realtà che contraddice l'interesse e l'esigenza dei popoli. E quindi attenzione, tema estremamente delicato. Se 5 Stelle parla di Stati Uniti d'Italia, con un minimo sforzo, dopo aver studiato un po' l'autodeterminazione assieme a noi, e io mi auguro che anche voi cerchiate questo confronto con noi su questo tema, perché è un tema affascinante, è un tema, questo sì, alternativo, è un tema che offre la possibilità di cambiare senza mettersi contro qualcuno. Ecco il segreto, uno dei segreti, no? L'autodeterminazione non è l'obiettivo intanto, no, l'autodeterminazione è lo strumento, è l'istituto giuridico che consente di perseguire attraverso la consultazione dei cittadini che si autodeterminano, cioè che decidono loro se fare o non fare una certa cosa. E l'autodeterminazione nel caso, come regolata dalla Carta dell'ONU e dei vari patti, tra cui quello di New York del 1976, è lo strumento che consente anche di decidere in ordine alla indipendenza. L'indipendenza è vietata e impedita dall'articolo 5 della Costituzione, che l'Italia è unica e indivisibile. Se voi considerate che comunque, come hai detto prima, tu sei disponibile a far votare per l'indipendenza, tu sei per l'autodeterminazione e sei pronto a riconoscere il risultato, vuol dire che sei tu per primo, senza aver maturato quel passaggio di approfondimento sull'autodeterminazione, che riconosci che l'articolo 5 è un ostacolo. Perché se tu mi dici, come hai detto, e credo in buona fede, che sei per la votazione e sei per l'accettazione del risultato che da questa votazione dovesse uscire, sei tu, e dopo ti passo il microfono a dirmi come si può ritenere ancora che l'articolo 5 sia vincolante di una scelta libera, democratica e pacifica dei cittadini.